Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Siamo in diretta con i nostri ospiti che adesso vi presenterò per parlare di un argomento molto interessante che riguarda il mondo dell'artigianato in generale. Si parla della nascita di Edilcassa Veneto, vi spiegheremo bene di che cosa si tratta. È un argomento di grande interesse, una nascita recentissima. Per parlarne abbiamo qui in studio Virginio Piva, presidente Edilcassa Veneto, Confartigianato CNA Casartigiani. Per cui Buongiorno. ben arrivato e una rappresentanza significativa. Altrettanto significativa la rappresentanza di Salvatore Federico, segretario generale Filca CISL Veneto, che ha questo ruolo di rappresentare la parte sociale in certo qual modo, ma vedremo in che termini si incastra in questo sistema. Allora, prima di entrare nel merito specifico, abbiamo anche dei dati così da commentare. Abbiamo una moria ulteriore di imprese artigiane, no? Che c'è segnalata dai giornali, poi anche molti telespettatori ci hanno scritto, non si parla di tutti gli artigiani, piccoli imprenditori proprio che lavorano col sudore della loro fronte, cito la frase, e che non ce la fanno ad andare avanti e muoiono, tra virgolette, sia fisicamente perché continuano purtroppo anche i suicidi, ma proprio muoiono come imprese. È un dato che rileva questo e rientra secondo me anche in questo discorso di Edilcassa. Beh, intanto Edilcassa Veneto rappresenta il mondo dell'edilizia ed effettivamente È quello che sta soffrendo di più. che sta soffrendo da tempo e in modo significativo. Noi speravamo di aver toccato il fondo, invece ancora quest'anno rileviamo dei dati negativi. La chiusura del 2014 ci porta ancora a un meno 2% e la cosa più spiacevole è che non riusciamo a vedere la fine del tunnel, del famoso tunnel nel quale il settore è infilato. E purtroppo servono delle misure importanti che in questo momento non ci sono. Ecco, per rilanciare un po' il settore, cioè, l'anno scorso sembrava, e mi ricordo intorno a settembre, che un po' di respiro ci fosse, no? Perché erano stati questi segnali che arrivavano anche dall'indagine a livello nazionale. Poi c'è stato un nuovo precipizio e tutto. Che cos'è che servirebbe? Cosa anche il governo dovrebbe a un certo punto fare per queste piccole realtà del territorio? Cioè, il piano casa è stato utile, è servito come hanno detto, gli incentivi per le energie alternative hanno mosso qualcosa, oppure il settore artigiano nell'ambito della casa non ha più ragione di esistere come sostengono alcuni i big? Dopo lo giro anche a lei, Salvo. Assolutamente no. Intanto non è solo il settore artigiano che soffre, ma l'intero comparto dell'edilizia ha perso dei numeri importantissimi. E uscire da questa situazione non è semplicissimo. Sicuramente sono utili gli strumenti di sgravio fiscale per chi fa opere di ristrutturazione, riqualificazione, contenimento energetico, uso di energie rinnovabili, eccetera. Sicuramente va bene il piano casa, anzi il piano casa dovrebbe essere sfruttato di più, meno osteggiato dalle amministrazioni locali, ma la causa più significativa di questa situazione, oltre al fatto che venivamo da un periodo di espansione forse esagerata, ma poi sono state delle misure fiscali che il governo Monti ha applicato sul settore, che ha messo in ginocchio e tolto la volontà al committente di investire nell'edilizia. Ecco. Quindi per uscire serve ridare fiducia al consumatore e rendere strutturali quelle azioni tipo lo sgravio fiscale, perché in questo settore non è sufficiente promettere degli incentivi, bisogna dare il tempo alle aziende ma anche al mercato stesso di adeguarsi alle normative che ci sono vigenti. Di conseguenza la crisi degli operatori edili, c'è anche una crisi di chi lavora attorno. Studi di progettazione, gli stessi notai che fanno le compravendite pagano questa difficoltà, quindi è un grande problema sociale. No, infatti, bravissimo, sociale, è un problema sociale, come la vedete voi? Sì, effettivamente ha ragione il Presidente quando sottolinea il grande problema sociale della crisi nel nostro Paese, della realtà anche in Europa.
nel nostro paese nell'edilizia è una crisi che coinvolge poi anche gli altri settori, perché ovviamente da sempre si ferma l'edilizia, poi dopo si ferma tutto. Quindi c'è bisogno di ripensare il modo di costruire, il modo di investire nel settore dell'edilizia. Quindi ci vogliono investimenti pubblici, quindi governo nazionale, governo regionale e investire. Investire per fare cosa? Per vedere, progettare anche un nuovo modello di sviluppo sostenibile in Veneto, perché in Veneto abbiamo mangiato molto territorio e l'abbiamo mangiato in modo anche sbagliato, perché oggi abbiamo ancora bisogno di costruire in zone dove c'è richiesta, e ci sono delle realtà dove ci sono case che si fanno fatica ad affittare e a vendere. Quindi c'è un po' da ripensare. Abbiamo aeroporti che non sono collegati con le ferrovie, abbiamo la viabilità che bisognerebbe intervenire, però nonostante tutto questo abbiamo un problema, che abbiamo mangiato tanto territorio. Quindi Bisogna fare il dicevo, recupero a un certo punto, il recupero ecco, e costruire. è lì che volevo arrivare. C'è bisogno di recuperare l'esistente. Noi abbiamo delle cattedrali nel deserto, abbiamo fabbriche dismesse, si parla spesso di Marghera, ma Zone si parla solo, industriali sì, fantasma. si parla sempre delle solite realtà, ma se noi giriamo in ogni nostro comune ci sono delle aziende, dei fabbricati dismessi da anni, abbandonati, e quello è territorio che purtroppo è lì lasciato a se stesso, e bisognerebbe recuperarla. Restauro e rinnovabili. Per fare tutto questo noi abbiamo bisogno delle professionalità, abbiamo bisogno anche di cambiare, bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare anche nel lavorare, nella lavorazione. Quindi abbiamo bisogno di lavoratori più specializzati in questi fronti, perché lei prima si parlava del piano casa. Il piano casa così, lasciato a se stesso, poco rende, ma se si investisse anche veramente, con la voglia veramente di andare in quella direzione sulle rinnovabili, bisognerebbe anche formare le persone che lavorano in questo senso, quindi impegnarsi fortemente. Questa è una delle cose che l'Edilcassa Veneto, la nostra nuova creatura della bilateralità, sta già facendo. Noi stiamo facendo un progetto importante che guarda in avanti i prossimi 15 anni nel modo di costruire in Veneto, in modo responsabile e guardando appunto al recupero del territorio. Questo lo sta facendo un ente bilaterale che è partecipato dalle imprese dell'edilizia ed è partecipato da Filca Fillea e FENEL regionali. Ecco, dopo torniamo su questo aspetto, restandoci un po' su questo tema, proprio per spiegare anche agli addetti ai lavori. Da prima ad adesso che cosa cambia e da cosa è nata questa esigenza? Prima cosa c'era, quindi facciamo un po' una... Le casse edili nel settore dell'artigianato non sono una novità, hanno già 27 anni di storia, quindi la cassa edile è un ente bilaterale, giusto spiegare a chi non è un po' introdotto nel settore, quindi nasce da una felice intuizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese per attuare degli accordi sindacali. Quindi c'è già una virtuosità in questo. Noi con l'operazione che portiamo a termine, che abbiamo portato a termine qua recentissimamente, riuniamo tutte le realtà dell'artigianato del Veneto e quindi creiamo una realtà più forte dimensionalmente, con massa critica, in grado di guardare oltre a quelli che sono stati i compiti finora svolti, quindi la mutualità, la compensazione della 13ª per i lavoratori del settore che non ce l'avevano, la formazione sulla sicurezza, la diffusione dei dispositivi di protezione individuali, che sono sempre stati gli argomenti forti della cassa edile. Oggi possiamo guardare oltre, preparare le nostre maestranze e i nostri imprenditori a fare quelle attività che sono funzionali ai mercati di oggi. Noi dobbiamo investire adesso nella riqualificazione del territorio e delle E avete più edifici. forza in questo senso? Sì. O cioè potete anche trasmettere più forza agli iscritti? Qua è giusto e opportuno sottolineare la lungimiranza appunto delle parti sociali che intanto sono riuscite a superare anche anni di contrapposizione in un progetto comune che guarda avanti e che praticamente hanno incaricato l'Edilcassa Veneto
di fare quella progettualità, cioè un nuovo tipo di formazione, di costruzione delle professionalità nel settore, appunto che siano funzionali ai temi di oggi. Ecco. Da questo punto di vista, e parliamo anche dal punto di vista dei lavoratori, che cosa va a cambiare per l'artigiano? Cambia moltissimo, cioè qua ci sarebbe da raccontare molto, però... No, raccontiamolo perché poi, i nostri telespettatori stanno bisogno proprio di capire, e l'opportunità che voi siate qua è proprio quella di raccontare. Per capire, per chi non conosce la bilateralità dell'edilizia, le nostre esperienze precedenti, le due casse edili artigiane, come già si diceva prima, avevano 27 anni, adesso sciolte in Edilcassa. Però la prima esperienza di cassa edile nel settore dell'edilizia è stata quella di Milano, che ha oltre 90 anni questa esperienza. Perché nasce la cassa edile? Perché nasce la bilateralità in edilizia? Perché noi una volta, ahimè, purtroppo si sta riproponendo lo stesso problema in questo periodo a fronte della crisi, una volta il lavoratore dell'edilizia lavorava non tutto l'anno, cioè quindi non riusciva mai a maturare un'anzianità nei confronti dell'imprenditore. Quindi c'è stata questa grande intuizione ancora tanti anni fa da parte degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali a costituire questa cassa edile che matura l'anzianità nei confronti della stessa, non più nei confronti delle imprese. Quindi anche se un lavoratore cambia tante imprese, non importa, perché matura l'anzianità nei confronti della che casa. È fondamentale. Quindi è importante, perché se no non matura mai nulla, cioè nel senso che resta fermo, dopo 30 anni resta fermo lì. E questo è il primo motivo. Dopo, bisogna però versare. Però bisogna versare, cioè, non lo dico, lo ricordo, è obbligatorio perché... questo versare, anzi poi ci arriviamo sotto questa cosa, cioè quindi la prima necessità è su questo, poi pian piano queste casse hanno cominciato a dare anche dei servizi e all'impresa e anche ai lavoratori. Per esempio integrazioni, adesso si parla molto di welfare integrativo, sì, ma non si inventa nulla, la bilateralità, l'edilizia è da anni, noi abbiamo casse edili anche nel Veneto, la nostra cassa edile, l'Edilcassa, che danno centinaia e centinaia di euro nel caso che uno vada al dentista, se uno va a farsi una visita, insomma ci sono una serie di prestazioni che vengono date, veniva detto prima, si danno i dispositivi per la sicurezza. La sicurezza poco se ne parla perché ne parliamo solo quando ci sono gli incidenti mortali, però la bilateralità, chi versa in cassa edile che è tenuto a versare ha diritto poi a prendere la bilateralità. Cosa cambia ancora per il lavoratore? Cambia che le imprese che versano in cassa edile è una maggiore garanzia perché la cassa edile applica il contratto, cioè il contratto nazionale vengono determinate alcune cose e la cassa edile applica quelle cose. Quindi la mia impresa, l'azienda che versa nella cassa edile è un'azienda diciamo quantomeno regolare dal punto di vista contrattuale. La cassa edile diventa un argine alla legalità, all'illegalità, cioè quindi anche questo. Perché è nell'interesse del lavoratore che l'impresa per la quale presta la propria opera abbia fatto i versamenti alla cassa Edilcassa. La cassa controlla che ciò avvenga. I lavoratori, avere un'impresa che versa in cassa edile vuol dire che è sinonimo di impresa seria, ma anche, aggiungo di più, anche per chi si fa costruire la casa, per chi costruisce, lasciamo perdere l'opera pubblica che lì è obbligato, ma anche il semplice cittadino sarebbe importante che si informasse se l'impresa versa in cassa edile o meno, perché questo è sinonimo di impresa sicura, impresa regolare, impresa che paga i suoi dipendenti, eccetera, eccetera. Quindi che nessuno abbia poi dopo ad avere problemi di imprese irregolari. E chiudo, sempre cosa cambia per le imprese e per i lavoratori. Io aggiungerei cosa cambia per il nostro territorio, per il Veneto. Noi nel mettere insieme le due casse edili, ex CEAV e CEVA, e quindi nasce Edilcassa, facciamo nascere la prima cassa a livello nazionale nel mondo dell'artigianato, è la prima cassa. Cioè il Veneto è la prima regione in Italia che si mette assieme, guardi, che non è cosa di poco e lo conto. sappiamo perché noi continuiamo a dire che la politica, no? Insomma, le cose che tutti sappiamo, però nel mondo dell'artigianato e dell'edilizia si fa questo passo avanti. E non è, perché noi vediamo il risultato, non è stato facile, è stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta. È nata la prima cassa edile dal punto di vista 12.000 lavoratori. 12.000 vedevo, sono tantissimi. 12.000 lavoratori a livello nazionale, siamo la prima cassa. Dal punto di vista anche di orgoglio nei confronti di tutto il territorio nazionale, noi siamo riusciti a fare cose che in giro per l'Italia. E quindi
le nostre imprese e i nostri lavoratori contano e si riesce a fare più massa critica, quindi con meno risorse dovremmo riuscire, adesso qua dipenderà anche dalla nostra bravura, a dare più prestazioni nelle difficoltà oggi che abbiamo. Certo, purtroppo. infatti questo è fondamentale. Come mai a livello nazionale non se ne costituisce una? Potrebbe essere un vantaggio oppure no? E quali sono i vantaggi oggettivi di questa unificazione? Perché in altri sistemi, in altri ambiti ci sono state poi naturalmente delle polemiche, non tutti hanno visto le unificazioni in modo positivo perché c'è quella che andava meglio, quella che andava peggio, insomma sappiamo quel che è successo in Italia. Allora vediamo i due aspetti. È naturale che ci siano delle difficoltà. Le abbiamo trovate anche noi e il nostro è un percorso che è durato un anno per sciogliere quelli che sono i nodi, le difficoltà del percorso. Figurarsi a livello nazionale quanto può complicarsi la cosa. In Edil Cassa Veneto sono rappresentati delle realtà che sono state in competizione per molti anni e quindi il valore del risultato è veramente notevole, appunto per questo. Noi ci accontentiamo intanto per ora di averlo fatto qua. L'auspicio è che anche altre realtà nazionali seguono l'esempio, però è fuori dalla nostra portata. Quello che vediamo come aspetto positivo, a parte ovviamente la massa critica e il contenimento dei costi in un'epoca così complicata, non sono aspetti da sottovalutare, ma soprattutto, come avevo anche accennato prima, noi in questo vediamo la possibilità di fare una progettualità nuova, diversa. Non faremo solo la formazione al lavoratore per la sicurezza, ma aiuteremo anche lavoratori ed aziende a ristrutturare il loro modo di operare, a essere più efficienti, efficaci. Quindi il nostro obiettivo è di dare un contributo anche all'economia del territorio e far fare al sistema della casa un salto di qualità che il committente dovrà sicuramente apprezzare, perché lavoreremo sull'efficientamento, sul rispetto dei tempi, sul recupero professionale di chi opera nel settore. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel tempo sono state trascurate alcune professionalità, alcuni valori qualitativi di chi opera nell'edilizia che derivano anche dalla tradizione nel Veneto. E queste cose vanno recuperate. E già è un progetto che abbiamo molto avanzato e che abbiamo come esempio un progetto che contiamo di mettere in produzione, non è il termine corretto, in azione fra pochissimo. E che abbiamo potuto fare appunto perché la massa critica ci consente di guardare oltre a quello che è la quotidianità. L'Edil Cassa dà anche gli strumenti, cioè dà il documento di regolarità contributiva, quindi certifica che l'azienda è a posto. Il famoso DURC. Il famoso DURC, esatto. Però le parti sociali ci hanno incaricato di guardare oltre, di ricostruire professionalità, di migliorarla e di dare appunto al settore un futuro adeguato a quelle che sono le necessità del momento. Quindi un'interazione molto stretta tra le cose, molto importante. Allora, continuiamo a parlare di questo, vediamo di affrontare anche la questione anche se riguarda, però dei giovani mi interesserebbe anche vedere questo, perché effettivamente ce ne sono anche molti, ce ne sono diversi insomma che si cimentano, quindi quali sono anche le prospettive. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.